La sanità nuorese stamattina ha incrociato le braccia per mandare alla politica regionale, ma anche al direttore generale dell'ATS, Fulvio Moirano, un appello affinché intervengano con atti concreti al fine di garantire ai presidi ospedalieri e ai servizi sanitari sul territorio personale in numero adeguato. Nella hall dell'ospedale San Francesco di Nuoro si è tenuta una grande manifestazione promossa dai sindacati di categoria CGL, CISL, UIL, Nursind e RSU della ASL. Infermieri e OS del San Francesco e i manifestanti hanno indossato una maglietta arancione. Stiamo parlando di emergenza sanitaria, non più di problemi della sanità nuorese. Nelle corsie non c'è il personale infermieristico e di supporto per garantire i livelli minimi di assistenza. Abbiamo fatto una settimana fa una conferenza stampa con le sigle sindacali per denunciare la situazione di emergenza. La risposta dell'assessore alla sanità è stato che avrebbe sbloccato il turnover, a tutt'oggi non ha sbloccato il turnover. Noi non ci fermeremo perché stiamo parlando di diritto alla salute, diritto all'assistenza. Se l'assessore alla sanità non ha un orecchio attento all'ascolto di questa emergenza, noi siamo disposti ad andare oltre la Sardegna, ci rivolgeremo al Ministro della Sanità. Oggi l'Assemblea hanno portato le esperienze direttamente i lavoratori che lavorano tutti i giorni in quelle condizioni di burnout, con la responsabilità di avere nelle mani delle vite umane e non sapere se riescono a garantire quella che è la terapia, quella che è l'assistenza. E lavorare in queste condizioni ti porta per forza a una situazione di burnout.